In questo video voglio presentarti quali sono i fattori che vanno a influenzare i dolori persistenti o i sintomi persistenti, quali sono i fattori che hanno creato quindi quella condizione che stai probabilmente vivendo adesso di dolori cervicali, emicrania, mal di schiena persistenti dove nessuna terapia convenzionale è riuscita ancora a risolvere queste problematiche. Qui dietro la lavagna ti faccio vedere vari fattori, parleremo di ogni fattore, quali sono i trigger, cioè cosa ha fatto scatenare questi sintomi persistenti e poi alla fine vedremo le soluzioni che ti serviranno per finalmente ritornare a stare bene. So che magari fino ad oggi hai provato centinaia di soluzioni, hai speso centinaia, a volte migliaia di euro in cure che non ti hanno dato risultati. Spero che in questo video riuscirai a capire cos'è che mancava ed a integrarlo a quello che già hai fatto sulla risoluzione, per la risoluzione dei tuoi problemi. Ma prima di andare avanti, chi sono io per parlarti di queste cose? Io mi chiamo Alessio Veneziano, sono dottore in fisioterapia, ho creato Neurobalance che è un programma di riabilitazione unicamente online, l'unico in Italia che si approccia a un livello olistico, quindi mente e corpo, per la risoluzione di dolori persistenti attraverso appunto tecniche, pratiche di cui parleremo oggi in questo video. Andiamo quindi direttamente al come si creano i dolori persistenti. Se soffri di cervicalgia o emicrania o dolori alla schiena, questi dolori non arrivano lì dal nulla, possono essere stati creati da dei trigger che chiamiamo dei fattori scatenanti. In questo caso ho messo virus, infortunio e trauma. Questo trauma può essere appunto psicologico, perché infatti molte persone che arrivano a lavorare con me hanno avuto dei passati abbastanza turbolenti dove il trauma, cioè quello che noi abbiamo assorbito da una situazione molto stressante, ha fatto sì che il sistema andasse in ipersensibilità, il sistema nervoso. L'infortunio può essere semplicemente un infortunio in palestra, come l'ho avuto io prima della mia cervicalgia persistente. Il virus, questo lo vediamo negli ultimi anni, dopo il 2020, il classico periodo che conosciamo tutti, dove questi virus hanno creato ancora più instabilità in un sistema nervoso che era già ipersensibile, e mettendoci altri fattori di cui parleremo oggi, ha fatto sì che questo long Covid sia persistente fino ad oggi, nel 2025, dopo anni ancora persone soffrono di problematiche dovute da un virus di 5 anni fa, dove purtroppo nessun farmaco e nessuna terapia è andata a risolvere questo problema. Capiremo il perché, ma prima di andare al trigger, cioè all'effetto scatenante, al fattore scatenante, prima tutte queste persone, la maggior parte, non dico tutte, io ero una di quelle, c'era stato un periodo molto stressante, altalenante, che è normalissimo per ogni persona, essere umano, andare incontro. Questi periodi sono periodi che normalmente dovrebbero stare sotto i 2 mesi, sotto il mese di stress. Per molte persone questi periodi stressanti vanno a rimanere diluiti per molto tempo, finché un trigger, un qualcosa di scatenante va a portare, a far cadere quindi il bicchiere con questo recipiente appunto d'acqua che è andato a cadere a terra e ha fatto scatenare insomma tutti i sintomi che noi abbiamo, sintomi di emicrania, mal di schiena, cervicalgia e quant'altro. Ma qual è veramente il fattore principale che noi dovremmo andare a prendere in considerazione? Cioè l'evento che ha fatto poi perpetuare tutta una marea di sintomi in realtà sono due: la paura e la rabbia. Queste due emozioni, se vengono perpetuate e non portate alla coscienza, non lavorate, non processate, vanno a creare un'incredibile instabilità nel nostro sistema nervoso.
Quante persone ti avranno detto, avrai sentito, mi sono fatto il fegato marcio, mi sono ammalato da questa situazione che ho vissuto nel passato o nel presente. Cioè le emozioni fanno veramente ammalare, vanno a creare un sistema instabile. E nei altri video probabilmente andiamo più nel tecnico, probabilmente se l'hai visti, c'è un video che si chiama Nervo Vago, come si creano i sistemi nervosi ipersensibili, e lì ti ho fatto vedere attraverso un grafico come queste emozioni vanno a disregolare un sistema nervoso, portare quindi il nervo vago a non lavorare bene. Il nervo vago è uno dei nervi che va a amministrare una parte del nostro sistema nervoso autonomo, dovrebbe andare a calmare, portare in modalità rigenerazione il nostro corpo, ma attraverso tutte queste emozioni che costantemente agiscono come una cascata di chimica, fisica, di emozioni, questa paura e questa rabbia, se non processata, va a creare un immenso problema. Quali sono gli altri problemi che normalmente andiamo ad agire in Neurobalance, cioè il mio percorso, il metodo che ho imparato dopo anni di lavoro con persone che soffrono di dolori cronici? Io ero il primo mio paziente. Andiamo quindi a lavorare sulla paura e la rabbia, che è il centro del problema. Se questa paura e la rabbia può arrivare da eventi precedenti, ma a volte paura e rabbia di come stiamo in questo momento. Possiamo stare male perché questo dolore, questi sintomi non vanno via, non accettiamo questa situazione. Ci sono vari motivi per cui non accettiamo questa situazione, perché non abbiamo capito da dove arriva il problema, non ci hanno spiegato da dove arriva il problema. Infatti qui c'è la parte di educazione, in particolare la chiamiamo psicoeducazione, ovvero come il sistema nervoso crea una marea di sintomi e possono crearli anche il sistema nervoso può crearli anche molto intensi, questi sintomi, e questa connessione deve essere capita. Quindi qua ti faccio vedere quali sono i fattori non solo che vanno a influenzare il dolore stesso, ma quelli che devi quindi andare a lavorare. Quindi l'educazione, la psicoeducazione, quella che stai facendo adesso è psicoeducazione. Capire che non sei rotto o rotta all'interno, ma ci sono dei meccanismi che si sono instaurati, hanno creato tutta una serie di memorie del dolore, memorie del sintomo, che sono non solo nella parte dolorante, ma proprio a livello centrale. Quando le persone ti dicono che ti stai inventando questi dolori, che stai somatizzando questi dolori, non vuol dire che sono fisicamente lì instaurati e bloccati, ma sono generati da una mente. La mente, in questo caso, noi per semplicità diciamo che è nel cervello, ok? Ma in realtà è ovunque nel corpo. Quindi la psicoeducazione sono informazioni che devono esserti stati date per andare a modificare quindi questa paura, questa rabbia e trasformarla, perché non dobbiamo in realtà reprimere più questa parte qui, dobbiamo ascoltare e accettare per poi trasmutare, ok? Educazione, psicoeducazione. Poi un'altra parte è quella del sonno. Ho notato che le persone che soffrono di dolori persistenti, la maggior parte ha problemi di insonnia. Può essere che sono dovuti a paure, appunto rabbia, paura, emozioni o a dolore stesso, ma questo sonno deve essere riequilibrato. È forse una dei più importanti fattori dove andiamo a lavorare su Neurobalance, è quella di pian piano riequilibrare il sistema circadiano, ovvero come il nostro corpo è in equilibrio con l'ambiente circostante. Quindi il sole appunto è la prima cosa che ci equilibra nel nostro sistema nervoso, umano, ma anche nelle piante, lo fa per tutti. Quindi ci sono dei cicli da rispettare, e principalmente quello circadiano, dove non solo il sole va a influenzare i nostri ormoni, ma appunto anche il sonno, il fatto che se dormiamo bene rigeneriamo bene le nostre cellule, il nostro mood, il nostro umore
è più equilibrato, così che la nostra paura e rabbia si va a trasmutare molto più facilmente. Quindi educazione e sonno. Un'altra parte molto importante è l'esercizio. Questo esercizio fisico è essenziale, come tutti gli altri punti, perché va appunto anch'esso a riequilibrare tutto un sistema. Chi soffre di cervicalgia o emicrania, anzi chi soffre forse di più di mal di schiena, tende a non muoversi più, tende ad aver paura di ogni movimento che si fa, perché ti avranno detto che hai un'ernia all'L5 S1, classico, L4 L5, L5 S1, cioè ogni persona ha delle credenze che devono essere appunto modificate attraverso questa psicoeducazione sul perché quella persona ha dolore. La maggior parte delle persone che ha dolori persistenti non sono dovuti da ernia o da protusioni, ma da una paura, una rabbia che è stata repressa, che è stata inculcata e assorbita all'interno del corpo per, per poi dare un'instabilità a tutto il sistema. Quindi è vero che ci potrebbero essere state delle ernie, magari viste attraverso delle risonanze magnetiche, e qui prendiamo magari le viste perché hai subito un infortunio, ma dopo 3-4 mesi, normalmente queste ernie non danno più problemi, e se ci sono ancora probabilmente sono asintomatiche, e se non sono, se tu pensi che non siano asintomatiche, a quel punto potrebbe essere un problema di credenze, di qualcosa che ti è stato tramandato da probabilmente diagnosi vecchie, medici che ti hanno inculcato che il dolore persistente è dovuto dall'allineamento della tua colonna, tantissime cose. In realtà qua parliamo di un problema energetico, un problema di instabilità energetica, e chi amministra l'instabilità energetica è il sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, gli ormoni, c'è molto da cui parlare all'interno, no? E il nostro metabolismo, però queste parti qua sono quelle che amministrano poi tutto, no? Quindi esercizio fisico, bisogna muoversi, inizialmente bisogna fare step by step, cioè è un percorso di questo tipo, l'esercizio fisico. E a volte arriverai che il dolore è molto alto e quindi dovrai di nuovo riscendere per poi risalire, ok? È altalenante il percorso. Il sonno è importante, andare a dormire alla stessa ora e svegliarsi alla stessa ora. Idealmente non avere schermi dopo le 8 della sera per non modificare quindi questo ciclo circadiano, svegliarsi intorno alle 7, più o meno 6-7, idealmente dalle 5 alle 7, dove gli ormoni e il cortisolo è alto, quindi riusciamo a usarlo molto di più, perché l'ormone del cortisolo, se rimane all'interno del nostro corpo, può creare dell'instabilità, può creare stress, può creare ancora più contrazione. Infatti questa paura, questa rabbia ovviamente si trasmuta in dolore, giusto? Quindi se non andiamo su queste altre parti a lavorare, questa paura, questa rabbia non riusciamo poi a modificarla, perché questa si instaura come un circolo vizioso: paura, rabbia, ansia, mi muovo di meno, dormo meno, non mi educo perché non ho neanche energie per leggere. Quindi altri punti, qua mettiamo lo stress, e ovviamente qua parliamo di emozioni, cioè dobbiamo capire quali sono i fattori che ci stanno stressando. Molte persone hanno tre particolari cose che stressano: il lavoro, relazioni, oppure il dolore stesso, sintomi. E questo lavoro ovviamente ha un suo capitolo. Il lavoro può essere anche dal punto di vista, uno stress dal punto di vista economico, relazioni, famiglia, ok? E sintomi, questi sintomi sono stress dati dai stessi sintomi, e questi sintomi capiamoli perché nella psicoeducazione lì dobbiamo andare a capire che questi sintomi sono creati per dei motivi, non sono lì
a caso, non sono lì per andarci contro, non sono lì per rovinarci la vita, sono lì per darci dei segnali. E quindi questa parte di stress normalmente noi di Neurobalance la gestiamo attraverso la psicoterapia, una psicoterapia che si chiama BWRT, Brain Working Recursive Therapy. Probabilmente se sei arrivato fino a qua avrai fatto una marea di psicoterapia, se non l'hai fatta ti invito a farla perché ti aiuta nel processare queste paure, queste rabbie che sono il fulcro del problema dei dolori cronici. La BVRT è una terapia dove non devi neanche parlare con il paziente, col terapista, perché non dobbiamo necessariamente andare nel passato per modificare il presente, dobbiamo semplicemente andare a lavorare attraverso una terapia che lavora dal punto di vista della neuroplasticità, lavora attraverso l'attivazione di varie particolari zone del nostro cervello che si attivano o si disattivano in base a dei pensieri compulsivi. A volte quando pensiamo delle cose che non ci fanno stare bene, anzi non a volte, quasi sempre, il nostro sistema nervoso reagisce, quindi c'è il pensiero e poi c'è una reazione, quindi c'è l'emozione che crea questa contrazione muscolare e noi dobbiamo agire in mezzo con questa psicoterapia in particolare dove spezziamo questi input dal cervello che vanno verso il corpo, quindi spezzandoli idealmente andiamo a spezzare questa contrazione a livello del corpo, contrazione, perché è quello che succede nei dolori persistenti, che non è una problematica solo di microinfiammazione, che crea ovviamente dolore, ma anche di microcontrazione dei tessuti tendineo muscolari. Questo lo vediamo molto nella parte dell'emicrania, dove appunto c'è microinfiammazione e microcontrazione. Quindi la BVRT è quella che uso dopo anni di sperimentazione di varie psicoterapie, ho trovato che questa è quella più efficace, più efficiente e più diretta. L'ultima parte, che è appunto quella che metterò qua, quindi c'è educazione, sonno, esercizio fisico, stress, ok? E a questo punto andiamo a lavorare su un qualcosa di estremamente importante che è la nutrizione. In altri video ho parlato come il metabolismo è un problema nei sistemi nervosi ipersensibili, cioè il metabolismo quello lento, e il metabolismo lento crea meno energia nel corpo e creando meno energia va a creare stanchezza, sintomi persistenti, esempio fatica cronica. La nutrizione abbiamo visto che una nutrizione a basso contenuto di carboidrati, low carb o chetogeniche, va ad influenzare l'emicrania in particolare di supporto quindi a un metabolismo che va a riattivarsi pian piano. Ora, ho fatto questo video proprio per dirti che non bisogna pensare semplicemente alla nutrizione la cambio, allora io sto bene, vado dallo psicologo, allora io sto bene, allora io faccio esercizio fisico, allora io sto bene. Cioè tutte queste cose devono essere prese insieme in un'unica soluzione. E non tutti ovviamente hanno delle percentuali in cui lavorare identiche. Cioè una persona che magari già sta mangiando bene, già ha capito che la nutrizione può essere un fattore influenzante e allora lavoriamo più sul resto. Idealmente bisognerebbe lavorare su tutto insieme perché è lo stile di vita, è il cambio dell'identità che va a curare il dolore cronico persistente. Quindi ecco che qui si crea appunto un'identità, cioè tutto quello che stai facendo qua ti crea una nuova identità. E questa identità ha bisogno di uno scopo. Cioè tutto questo lavoro, e che è immensamente difficile farlo da solo, deve darti uno scopo. E questo scopo devi saperlo tu, cioè dov'è che stai andando, qual è la direzione del perché vuoi ritornare a stare bene, per cosa vuoi ritornare a stare bene, per forse
la tua famiglia, i tuoi figli, decidi tu un qualcosa, un obiettivo che ti vuoi dare da qua in poi, è vero? Tu penserai, voglio semplicemente stare bene perché voglio vivermi la vita al meglio, ma se non c'è uno scopo, tutto questo lavoro che ci sta nel mezzo è estremamente difficile farlo. E l'ho visto più e più volte questo problema, che le persone non hanno uno scopo, non capiscono dove vogliono andare e quindi tutto questo lavoro di esercizio fisico, sonno, educazione, nutrizione, stress, che poi va a trasmutare la paura e la rabbia, non si va a fare perché ci vuole una motivazione prona al cambiamento. Qualcosa deve cambiare, non possiamo quindi andare a demonizzare quello che c'è stato qua, ok? Perché quello che c'è stato qua è semplicemente stato un trigger. Tutto quello che c'è stato prima, probabilmente 15-20 anni prima, è andato a creare un'identità che ti è servita fino a un certo punto. Da ora in poi tutto questo problema, questa soluzione che ti sto dando deve servirti per cambiarti la tua identità. Tu non sei il tuo passato, tu non sei la persona che probabilmente pensi di essere, sei molto di più, cioè possiamo lavorare attraverso questo per creare una nuova identità e qui penso di averti fatto capire che il sistema, il dolore, un problema fisico, in realtà è più un problema psicofisico. Okay? Non ho detto che ti stai inventando tutto perché ci sono delle reazioni fisiche all'interno che so bene, che la scienza ci dice, del sistema nervoso ipersensibile, aumento di cortisolo, contrazione, infiammazione, cioè ci sono delle cose all'interno di te, ma questo che ti sto dando sono soluzioni senza farmaci, senza effetti collaterali. L'unico effetto collaterale che puoi avere è che puoi ritornare a stare bene probabilmente prima del dovuto. Non fare lo sbaglio di molte persone che creano micro step o micro soluzioni ad hoc per loro perché dicono allora io faccio solo esercizio fisico e allora va bene. Manchiamo un tassello perché non andiamo sulla vera problematica che è la paura e la rabbia. Paura e rabbia repressa. Qui avrei potuto mettere altri esercizi, altre cose nell'educazione, avrei potuto mettere appunto come andare a modificare la nostra identità attraverso appunto la visualizzazione. Ok? Visualizzazione, meditazione, scrittura espressiva, tutti esercizi che ci sono in Neurobalance dove noi ci seguiamo per 2 mesi e andiamo a implementare tutto questo. Chi ha bisogno di 2 mesi e inizia a stare bene, chi ha bisogno di più di 2 mesi, ma in 2 mesi normalmente un sistema crea una nuova abitudine, non dico che ti crea una nuova identità, ma inizi a processare le emozioni e quello che ti accade nel giorno con più sicurezza, portando quindi meno paura, meno rabbia nel tuo sistema, processandola, trasmutandola in coraggio, perché questo è quello che cambia, dalla paura alla rabbia al coraggio di avere qualcosa dove andare a fare, andare in direzione verso una soluzione. E ti devi dare tu però uno scopo principale, non possiamo dartelo no, non te lo posso dare io per il perché devi fare tutto questo lavoro, sei tu che devi trovarti l'obiettivo del fatto di dire ok, faccio tutto questo perché un giorno farò questo, un giorno aiuterò persone che hanno passato quello che ho passato io per ritornare a stare bene, per dare un esempio che è possibile. Non sei l'unica persona che fa questo esercizio, che fa questo percorso, ce ne sono centinaia di migliaia in tutto il mondo e abbiamo visto che questo funziona perché prima ho passato io e altre persone che hanno seguito questo percorso con noi o con altri terapisti nel mondo. Questa è una terapia mente-corpo, mind-body. Se vuoi saperne di più vai sul mio sito web che si chiama Veneziano, venezianotherapy con la TH, venezianotherapy.com.
Lì se vuoi ti puoi anche andare a candidare e capire come possiamo aiutarti. Guarda anche il link in descrizione, perché tu potrai pensare che questo non ti riguarda, che le tue problematiche non possono essere curate semplicemente attraverso questo, perché magari pensi ci siano delle protrusioni, ci sia qualcosa di più all'interno. Fai il test che trovi nel link in descrizione, perché ti può dare una mano su capire se ti ritorni in questa casistica di sintomi nociplastici. Questo è quello che si chiama sintomo nociplastico, ok? Quindi non un problema strutturale, ma un problema di ipersensibilità del sistema nervoso. Se hai domande in particolare scrivimi nei commenti, iscriviti a questo canale per i prossimi video, ne uscirà 1 o 2 a settimana e spero che insomma quello che stiamo facendo insieme ti dia del supporto. A presto e al prossimo video. Ciao!